Prima corsa dall'Arcoveggio, una prova per 3 anni con favori per Dom Perignon, 1 Dom Perignon, 2 Dream, 3 Dante Vic, 4 Decimo Mannu Lippi, 5 Darwin dei Greppi, 7 Dirty Dancing. Con l'allenamento che si è completato, problemi per Decimo Mannu Lippi che rimane distante, e allo stacco Dom Perignon che respinge Dream e Darwin dei Greppi e si installa al comando ad imboccare la prima curva. Dom Perignon in vantaggio, 4, Dream che si sistema a seconda, Lippi, poi Darwin dei Greppi che rimane all'esterno, alla corta Dirty Dancing a precedere Dante Vic. I primi 200 metri se ne vanno in 15 con Dom Perignon all'avanguardia, seguito nell'azione da Dream, all'esterno sempre Darwin dei Greppi, poi Dirty Dancing e Dante Vic alla retroguardia. Il primo quarto se ne va in 32 con il leader che non decelera completamente. All'esterno prova ad avanzare Darwin dei Greppi che va a lato di Dom Perignon. I primi 600 se ne vanno in 45,6 con il leader che prosegue nella sua marcia in avanti, Darwin dei Greppi sempre allo scoperto, Dream alla corda, quindi ancora Dirty Dancing, mentre prova a lasciare la corda anche Dante Vic che dall'ultima posizione prova ad andare a prendere una pariglia. 1 minuto e 5 decimi per gli 800 metri iniziali, con Dom Perignon che continua da battistrada al chilometro che viene passato in 1,16,5. Dom Perignon in vantaggio, allunga ora, cala Darwin dei Greppi, Dream prova a seguirlo, poi Dirty Dancing e ancora Dante Vic a 400 dalla conclusione, la dritta di line 14,6 in evidenza Dom Perignon che mantiene un paio di lunghezze nei confronti di Dream, poi Dirty Dancing che prova a spostare dalla terza posizione allo steccato, Dom Perignon a 200 metri dalla conclusione, ancora in evidenza, 14,8 per la curva, Dom Perignon in vantaggio, provano a inseguirlo Dirty Dancing e Dream, ma Dom Perignon ha guadagnato margine incolmabile, Dom Perignon che vince facile alla prima, al secondo Dirty Dancing, al terzo Dream. 2 minuti e 2 decimi, 1,15,1, ragguaglio cronometrico per il successo in percorso di testa di Dom Perignon. Lorenzo Baldi, allenatore e guidatore di questo bel soggetto che in percorso di testa viene a vincere, figlio di Oro Puro Barra, che vediamo nelle immagini transitare al primo posto sul traguardo 1,72, l'ordine d'arrivo molto probabile della prima corsa dall'Arcoveggio di Bologna.